Une mierle, con plumis tan bielis e blancis, e era sempre strapacciate di genar, mes fred e scur. Non spietave altri che ie e vignis fur dal sonì par ciri di mangià, par schiadenai quintri fred e glace. Stufe di chestis persecuzions, un an la mierle e ha fat provistis par un mes intir. Da spo si sierade dentri tal sonì e ieri stade lì a ripar par tutti il mes di genar che in che volte al durave 20 dins. Rivade la ultime giornate dal mes, la mierle, crodin di vendianat il perfid genar, e iere sbrissade fur dal nid, e si iere mettude a chiantà par chiapalu in gir. Genar, furios, si era risintut e aveva domandat 3 dis in prestito a febrar. Da spove io ricevus, aveva schiadenat buraschis di neve, aia, glace e ploe. In allora la mierle si era lade a parà dentro di un chiamin e ieri restate ben parade spietant che la buraschia finis. Passassi 3 dis e ieri finì la buraschia. La mierle e ieri jessude fur dal chiamin, ma par colpe dal chialin il suo biel plumac chiandit si è ridut inerit. Così e ieri restate par sempre con gli splumis neris. Din che di, ducchi mierlis, anassi di color scuro.